Parleremo di giustizia e di sicurezza. Saremo insieme a una persona che è stata rapinata per 6-7 volte e che oggi si vede condannata per aver reagito ad un atto violento, peraltro che ha messo in grave pericolo membri della propria famiglia. E questo è un po' il mondo al contrario che io descrivo nel mio libro, no? Quando una persona legalmente e onestamente guadagna, si fa una vita e poi c'è un criminale che fa di tutto per distruggergliela. Il caso del gioielliere della provincia di Cuneo che ha riacceso in Italia il dibattito sul diritto alla legittima difesa e sulla tutela di chi si trova ad affrontare situazioni di grave pericolo, proprio come Mario Roggero che il prossimo 15 luglio attende il verdetto della Cassazione dopo essere già stato condannato anche in appello e aver già risarcito i familiari delle vittime. Ci sta anche che sbagli. La giustizia oggi ci ha detto che questa persona ha sbagliato, però questa persona, se non ci fosse stato il criminale, non avrebbe sbagliato per niente. Quindi parleremo proprio di questo controsenso. E quindi non solo è stato condannato penalmente, ma per quanto deve pure risarcire un criminale che gli era entrato nel luogo del lavoro e che se non fosse entrato chiaramente non avrebbe causato la reazione di questa persona. Daremo la nostra solidarietà a Mario Roggero, a questo gioielliere e insieme a lui a tutte le vittime della criminalità, perché ricordiamoci che esiste un'associazione Nessuno Tocchi Caino, no? Che si preoccupa dei carcerati. Ma qual è l'associazione che invece si occupa delle vittime della criminalità, che vengono abbandonate da tutti? A moderare l'incontro promosso dall'imprenditore vicentino Alberto Filippi ci sarà anche il giornalista Giuseppe Cruciani. Sarà l'occasione anche per evidenziare le incongruenze legislative e le iniziative già promosse dal Movimento Futuro Nazionale. Abbiamo proprio proposto che un criminale non possa mai essere risarcito anche qualora la persona aggredita, la vittima, abbia una reazione spropositata, sproporzionata rispetto all'atto criminale messo in atto, ma non possa mai essere risarcito perché è lui che è l'origine di quanto avviene. È quello che abbiamo proposto nel pacchetto sicurezza, purtroppo la maggioranza non lo ha preso in considerazione, ma noi non abbandoneremo, andremo avanti. Il generale infine ha ribadito la necessità che la giustizia sia una delle istituzioni dello Stato che necessita di maggiori attenzioni in questo momento storico. Nel Vicentino cosa ne pensa della riapertura del Tribunale della Pedemontana? Non è che abbia un'opinione ben precisa perché la tematica non la conosco nei dettagli. Magari una prossima volta, quando avrò dei dettagli più certi, potrò rispondere anche a questa domanda. Una cosa è certa, alla fine il succo è sempre lo stesso, giustizia deve essere fatta. Poco importa che sia locale o centrale, alla fine deve essere veloce, semplice e soprattutto giusta.